6 candidati in cerca d'onore. A 2 settimane dalla presentazione delle liste, tanti sono gli aspiranti sindaci di Conegliano in vista delle elezioni del 6 e 7 maggio. Il conto potrebbe comunque allungarsi, visto che la Lega deve ancora scegliere se correrà da sola o meno. In attesa di decisioni definitive andiamo a conoscere gli attuali concorrenti alla carica di primo cittadino. L'ottico Luigi D'Este, 45 anni, è il portacolori del Movimento 5 Stelle. Noi puntiamo all'elettorato che è stanco della politica, come succede a livello nazionale. Noi puntiamo a quelli che votano scheda bianca o addirittura non vanno a votare. Lo studente Marco De Toffol, 20 anni, è il possibile candidato di Sinistra, Ecologia, Libertà e Italia dei Valori. Stiamo pensando ad una candidatura giovane. Conegliano è una città vecchia, rimasta ferma da troppo tempo. L'obiettivo è quello di farla entrare all'interno del XXI secolo. A mio avviso, per realizzare questo obiettivo è necessario un giovane. L'ex procuratore Antonio Foiadelli, 73 anni, è appoggiato da Terzo Polo, Partito Democratico, Marca Civica e Lista Ghizzo. Conoscere ed affrontare le questioni della debolezza di certe fasce della popolazione, quindi anche le fasce degli anziani, dei piccoli. Il venditore Gedeone Nenzi, 58 anni, è il probabile prescelto di Veneto Stato. Noi vogliamo cambiare il sistema di fare politica. Noi vogliamo che i cittadini partecipino, noi vogliamo prendere la piramide del potere, capovolgerla e piantarla per terra. I cittadini devono stare sopra e devono controllare chi fa amministrazione. Il ragioniere Floriano Zambon, 50 anni, è sostenuto dal Popolo della Libertà e da alcune liste civiche. Il messaggio sarà un messaggio di continuità, un messaggio in buona parte già conosciuto, perché le relazioni con i cittadini coneglianesi sono consolidate. L'operaio Gabriele Zanella, 32 anni, è supportato da Conegliano Bene Comune. Noi riteniamo che le decisioni attinenti alla realtà amministrativa vadano prese continuamente con un costante dialogo con i cittadini.